Da quello che conosciamo dalla stampa, dai processi che si sono svolti e dalle indagini che sono in corso, dal grosso lavoro che sta facendo la direzione antimafia, no? Che ha sede a Venezia, ecco, purtroppo emerge un quadro molto molto allarmante, perché abbiamo delle infiltrazioni, ma si può anche dire forse un radicamento entro certi limiti, sia a livello di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, sia a livello di imprese, società private che operano in una rete di corruttele, di scambi, di chiusura alla concorrenza esterna sostanzialmente, e questo chiaramente reca un pregiudizio molto forte all'economia, ma anche, io vorrei dire, alla democrazia del governo del territorio, insomma, e quindi è un peso, è un fardello che rischiamo di trascinarci per tanto tempo se non c'è una risposta, quello che cerchiamo di sollecitare della società civile stessa, no? Perché i magistrati possono colpire le punte di iceberg, ma però deve essere una coscienza civile che si sviluppa e che reagisce a questi fenomeni. Esattamente, questo è il senso anche dell'incontro odierno, non è un incontro, diciamo, astratto, scientifico sulle teorie del reato o della pena, ma è un incontro che vuole proprio muovere nel giurista, in formazione, lo studente che studia diritto, la consapevolezza che al di là della norma c'è poi per la sua applicazione la necessità di una sensibilizzazione, di una sensibilità, di un impegno, no? Il giurista non può restare avulso dalla società in cui vive, deve essere consapevole dei problemi reali, non solo dei problemi ermeneutici, ma dei problemi concreti in cui la norma penale in particolare si deve confrontare per garantire quella legalità che è un bene di tutti, che è la garanzia, diciamo, della sicurezza e anche, se vogliamo, della giustizia sociale. Ecco. Quindi rispetto agli studenti, proprio che sono giuristi in formazione, cogliere questo aspetto del diritto in action, come si dice, cioè che deve attuarsi realmente, ma sulle gambe, sulle spalle di uomini, di giuristi, magistrati, avvocati, cittadini che fanno portatori di questa esigenza, ecco, che arriva appunto a essere una realtà che garantisce, come dicevo, la legalità e la giustizia.